Eccoci qua. Ben trovati Qua. ragazzi, che devo bello, salutare che bello. un gruppo che è venuto a trovarci che viene dalla Val d'Aosta. Chi sono? Insomma, Ma dove li hai visti questi dalla Val d'Aosta, non li ragazzi? vedi? Ma non mi dite niente, Qua dove sono? Non ci sono. Qua in sala con noi ci sono i valdostari. Vi salutiamo, ho salutato, cioè, qui vengono per la mia cucina, Ma capito? che dalla Val d'Aosta? Dalla Val d'Aosta, Ma smettila, dai, vengono per la mia finiscila. cucina. Qui se non ci fossi io qui, ragazzi, se non ci fossi io a gestire questa cucina, le pietanze, cucinare, le ricette, le organizzazioni, Sempre tu? tutto, sempre io. Ah, sempre io? Ah sì, così sempre dici? io. Sempre tu. Si accendono i fornelli, si inizia a cucinare, tu invece stai a guardare che già fa. E siamo io e te, e invece cucino solo io qua. Fra pietanze, salumi e formaggi, tu pensi agli assaggi. Con la mano sul piatto io te lo prometto davanti a Dio che un giorno a così Assaggio sempre io. Tu qui non assaggi, lo sai che è così, rimane quella una tua idea, un tuo sogno, nella tua immaginazione rimane signori, quello. benvenuti ai nostri ascoltatori, lasciate parlare che se questo non fosse per me sarebbe tutto. Insomma, comunque, oggi mangiamo, sai cosa? Le cose belle, naturali. Belle, naturali. Oggi dedichiamo in... Cosa ti viene di pensare? Oh, sto in cima ad una rapa. E che ne so io, che cos'è in cima a una rapa? In cima ad una rapa? Che cos'è? Che ingrediente può essere in cima ad una rapa? Che cos'è? Non lo La so. cima di rapa! Ah, ma mi sembrava troppo banale la cima di Non rapa. è banana, non è una banana. La rapa è una specie di broccolo, fa parte dei broccolacei. Io mi sento un po' disperata. Ti voglio fare due ricette. Dimmi. Innanzitutto, presiamoci di una pentola e ci mettiamoci l'acqua. Dai, prendiamo una pentola con l'acqua. Quindi, Perché- ma senti, che facciamo? Primi, secondi? Non me l'hai se metto la detto? pentola con l'acqua a bollire, cosa pensi che sia? La pasta. Brava. E ci prepariamo l'acqua che mettiamo a bollire. A bollire. Signori, questa è una ricetta, sai come? Come? Pronta. Espressa. Cioè, non c'ho ho delle cime di rapa che magari non ce l'hai surgelate, che Sì. le avevi comprate, le sbollenti. Le voglio così, fare. Le voglio fare. E che cosa fai? Facciamo un primo a base di cime di rapa, però con delle fettuccine fatte in casa. Dai, subito, a così. Fettuccine in casa. che- Dai. Guarda, fare le fettuccine l'abbiamo fatto vedere 1000 volte come si fa un Lo impasto so, per ragazzi. le fettuccine, per cui non c'è bisogno. Pazzo, di la Lo facciamo- ricetta che non Dilla c'è tu che- che la sai che l'hai fatta. Allora, un uovo Sì? e 100 grammi di farina. Farina di? Di semola? Di rimacino? Di rimacino. E il sale. Il sale ci sta. No, non c'è, il sale si mette nell'acqua. Senza in cottura sale, con l'acqua. ragazzi, incredibile. Andiamo, poi Un prendiamo uovo e una farina padella. di rimacino. E vestiamo questa nostra ricetta che potrebbe sembrare solo con le cime di rapa Sì, in una maniera diversa. in una maniera diversa. Allora, Come le innanzitutto facciamo? prendiamo il garlic. You know garlic? Yeah, Che è l'aglio? Mm. Aglio! Vabbè, Abbiamo smacinato così. Lo sai perché lo lascio così grossolano? l'aglio? perché lo vogliamo grossolano, ragazzi? Perché? Dimmelo. Perché rimane il sapore No, autentico. perché se non mi piace non lo mastico, lo tolgo. So Se io. invece lo faccio piccolo piccolo non si vede. Mi dai dell'olive oil, please? Tieni. Ma tu lo sai in Spagna come si chiama l'olio? Olio si chiama olè. No. Cioè, come si può dire una cretinata del genere? E io rido per farle capire che... Vabbè. No, hai riso veramente. Sì, veramente. E allora abbiamo messo dell'olio che in Spagna si chiama aceto. Aceto. Aceto di oliva. Che non è che uno dice si confonde, se uno in Aceto Spagna di- dice dammi aceto, dice Prendiamo ma che te devo dare? L'olio o queste l'aceto? cime di rapa, mi dai una pinzetta? Ragazzi, sti spagnoli, veramente, questi Qui spagnoli. lo stiamo facendo soffrire. Ah, E facciamo così. e guarda. mettiamo le cime di rapa che sono già sbollentate, abbiamo detto, Brava. giusto? Questo è un punto fermo. Rape sbollentate. Esatto. Vedi, non ce ne vogliono molte. No? Perché poi andiamo a fare una variante sul tema. Dai. Queste le rimettiamo al loro posto e le facciamo soffriggingallare.
dobbiamo cercare adesso di farle proprio appassire totalmente, quasi come se gli diamo una specie di frullato. Qui abbiamo del brodo con cui abbiamo cucinato le cime di rapa. Ah, Va ok. bene? E questo ci serve, perché cosa facciamo? Prendiamo un mestolo, là, me lo dai, me lo dai, me lo dai, me lo dai. Prendiamo questo mestolo e mettiamo una bella cucchiaiata di brodo. Di brodo. Così. Andiamo a mettere pure una cucchiaiata di brodo nella nostra acqua, così Sì. ci dà quel sapore di brodo Sì, della cima, e questo lo mettiamo. dai. Ci stiamo componendo il piatto. May I have the salt, please? Yes. Thank you so much. Mettiamo un po' di salt in the water. Ok, e mentre questo si appassisce, Sì. noi iniziamo a fare due cose. Due. Questo lo possiamo. Dobbiamo creare un battuto di mozzarella che andremo a mettere a fine cottura. Battiamo la mozzarella. Ok, prendiamo un pezzo di mozzarella e la tagliamo del fine. Quindi delle Sai che vuol dire slide. del fine? Fina fina. Brava, ma parli tutte le lingue. Capito? La mettiamo così, la mettiamo così. Dai un pezzo, questo. È normale, cioè dobbiamo fare un programma e questa mangia, ma io... Buono. Buono. Non è che si vergogna. Dice, sai, c'ha un po' di... Che mi Dice, devo sai, mi pare vergognare, ragazzi, brutto. l'appetito è appetito. Vabbè, l'appetito. E guarda che facciamo, andiamo, guarda che sto facendo. Stiamo proprio macinando. Cosa stiamo facendo? Stiamo macinando la mozzarella, giusto? Dopodiché sì, guarda che facciamo. Ma perché la stiamo facendo così? Perché dobbiamo poi dare un senso al piatto, Dai. qualcosa di diverso. E stiamo proprio facendo questo battuto di mozzarella. Battuto di mozzarella. Esattamente, guarda, così, così, così. Vedi? E abbiamo fatto questo battuto dal mozzarella. Sì. Mi prendi un contenitore, quello sai, di vetro, quelle coppettine di vetro che Questo ci sono lì? piccolo o Sì, quello medio? No, quello piccolo, quello piccolo. Quello di vetro. piccolo. Oh yes. Questo è il nostro battuto Eccolo che qua. mettiamo qui, così, che andremo a utilizzare quando avremo preparato la ricetta. E raccogliamo il tutto così. Intanto qui si sta, No, dico, spiega la ricetta. Quindi Ah, ecco, spiego la ricetta. Assaggia. Tanto. c'era questo pizzo Che qui, sì, così. questo pizzo qua. Ecco, con lei si paga il pizzo, capito? Perché c'è il pizzo là, capito? Andiamo, trasferiamoci qui. Dai, dove iniziamo c'è la nostra macchinetta. con la pasta. Tagliamo un po' di pasta, così. La appiattisciamo. Tu gentilmente sarei così cortese da darmi Che devo fare? il mattarello. Dov'è? Preparaci! Mi hai fatto spaventare, cretino. Si è spaventata sul serio. Ecco qua, guarda. Andiamo ad appiattire e poi la nostra bella macchinetta farà il resto. Ce la stira tutta. Esatto. E andiamo a fare. Vai. Prima cominciamo a stendere. Massimo, via. E alla via così. Allora, vedete? Abbiamo fatto questo, ora andiamo a fare la bel farina, un po' di... Si chiama questo? Spolvero. Mamma mia, ragazzi. 1, 2, Preparatissima, ragazzi. Spolverino ci sta meglio però. esatto. Prendiamo un coltello da taglio, Dai. che dov'è? Qua. Togliamo le punte un poco sgambrascole e andiamo a fare questi spaghetti alla chitarra. Chi suona? Eh? Chi suona? Suoni tu, Gioia, che battute. Mamma mia, ragazzi, che bravura, guarda che c'è perfezione. Sai una cosa? L'altra volta ho fatto gli spaghetti al cinghiale, se li ho mangiati tutti. Che devo dire, ragazzi? Silenzio. Veramente, con la cinghia te le darei, no il cinghiale.
Bene, allora, Questi qua e li possiamo aprire così. Sono venuti degli spaghetti alla chitarrona, ma vabbè. sì. Che chitarra è? Elettrica? Queste chitarre o elettriche, classica? peggio, 2 chitarre in una. Questa è una porzione, ragazzi, non incominciate, poi venite. No, dico... Qua così. Eh, Dice che ci basta questa? non lo so, per me sì. Dobbiamo fare per l'altra. E vabbè, abbiamo Allora, fatto la pasta. Questa noi ce la Quindi mettiamo. questa la mettiamo da parte. Adesso, dopo che abbiamo preparato le tagliatelle, Sì. prima di passare alla seconda ricetta, Dai. devo fare la rima per i consigli. Bravo, forza dai, fai la rima. Abbiamo preso le cime di rapa, l'abbiamo chiamato in cima ad una rapa e con la rima consigli per i consigli. Che cosa c'entra? Ma Non c'è la non ci rima. sta, ma non c'è la Con la rapa consigli. Io veramente, guarda, le brutte figure. Allora, tipo. con i rapigli, Le brutte figure. fatto, con i rapigli facciamo i consigli per i consigli. Un po' forzata, però va bene. E da qui abbiamo Allora. fatto questa base che ci servirà per la pasta. Sì. E poi vedremo. Però la togliamo. Togliamola. Togliamo Basta. perché andremo a fare un altro piatto. Guarda che andremo a fare. Prendiamo una padella, Sì, insolitamente come è nostra abitudine fare. Prendiamo una padella, sì. alziamo dell'olive oil. Vai. Questo è il secondo piatto che sarà invece sempre in cima ad una rapa. In cima è una rapa, quindi Una sempre con le terrina cime di che rapa. sarà in cima ad una rapa. Vabbè, L'aglio che in questo ingrediente non può non mancare. può mancare. Aglio! Eccolo. Si è fatto male. Così. Vai. Spesiamo. E abbiamo così. Prendiamo la salsiccia Che la spriviamo del suo budello. brava. Così. Dai. La priviamo, come hai detto te, del suo budelò. Sì. E voilà. E lo andiamo a sfracotuliare qua dentro così. Cosa stiamo facendo? Questa operazione si chiama E che ne so. sfracutulliamento. Spracutiliare. Sfracutulliamento. Così. Spracutulliamento. E abbiamo fatto questa base. Mettiamo anche l'altra. Dai. La priviamo sempre del suo privé. Abbondiamo. Abudantis quando abudantum. Qua così. Così. Facciamo un piatto che è una cena, chiaramente a base di carne, ma la possiamo variare anche a base salsiccia, pollo. Un primo e un secondo praticamente, esatto, no? un primo e un contorno. Un primo e un contorno. Senti che buon odore. Sì, Ti senti quel- quindi nel frattempo la salsiccia si sta facendo... Sfrigo La rotuliando. reazione di Maillard sta facendo, controlla, vedi? Sì, aspetta che mi serve questa, però tanto sono amici e stiamo facendo proprio quello che tu hai detto, la reazione di Maillard. Guarda che si fa a questo punto. Guarda, vedi che stiamo cucinando, però non la faremo cucinare interamente. No, Mi dai il wrap di cim? Ricordiamoci che poi dobbiamo salare il primo, le cime di rapa del primo l'abbiamo messo, il sale, vedremo. vai. Eccolo qui. Vedi. Guarda. Va che bello. A questo punto mettiamo un pizzico di sale Vai. sulle verdure. Così. Poi, La regina del pepe, vai. mamma mia, mettiamo un po'? Sì, Dici? dai. Pepe nero. Dai, Desiree, fammi un recap di quello che abbiamo fatto, Ma dai. mi sono scordata tutto. Tu ti sei ragazzi, scordata mi tutto. fai Basta, confondere, vai. basta? Un po' piccantino abbiamo fatto, ragazzi. No, allora, piccantino, cosa stiamo abbrucioso. facendo? Delle ricette con le cime di rapa. Per cui siamo in cima ad una rapa. Vabbè, non dire per forza. ci ste sta sta Allora, quindi abbiamo già preparato un primo con degli spaghetti alla chitarra fatti in casa e non abbiamo fatto altro che soffriggere delle cime di rapa precedentemente sbollentate, Brava. aggiungendo un po' di brodo, che Brava. insomma è lo stesso brodo che ci è servito per cucinare
le cime di rapa, ok? Queste le abbiamo messe da parte, poi abbiamo fatto la mozzarella così tutta... Un battuto di un mozzarella. battuto di mozzarella, cosa dovremmo fare? Non Ora ho si idea, vede. ragazzi, non lo so. Ok. La seconda preparazione invece prevede della salsiccia privata del suo budello, saltata in padella con un po' di olio e E sale. le abbiamo messe pure in cima ad una rapa. Esatto, abbiamo aggiunto quelle, le cime di rapa. Perfetto. Adesso che faremo, come Adesso finirà, non ho questa idea. diventerà una terrina e ti faccio vedere come. Andiamo a mettere un non nulla così di farina, Sì, di rimacino stavolta, non bianca. sì. Ora tu qua ci vuoi la domanda per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Vai. Totino, perché hai messo la farina di rimacino e non quella bianca? E che ne so io? Perché Tu me lo devi chiedere che io lo dico. Totino, perché hai messo la farina di rimacino e non quella bianca? Perché mi sono dimenticato a prendere la bianca. E ci ho messo quella. Capito? E io ci avevo creduto questa Ecco, volta. ora guarda che facciamo, Desi. No, metti un po' di latte? Mettiamo del latte così A che serve il latte? e facciamo la non. Ah, non- fai la non besciamella. Brava! Vi ricordate quella cosa in roux? La farina, il latte, il burro? In questo caso è non la mi non ricordo l'ordine besciamella. per niente, ragazzi, cioè come si mettevano insieme queste cose. Però veniva fuori miracolosamente la besciamella, ragazzi. C'è una cosa strana, che lei dice non mi ricordo questa cosa, ma delle altre che si ricorda. Com'era l'ordine? Il Niente, lascia burro. stare, lascia Prima il burro, poi la farina. Flavio, non Burro e suggerire. farina prima? Burro e farina, si viene fuori il roux. Esatto. Poi è una cosa che tu dici, ma che sto facendo? Ma che cos'è questa cosa? Perché si crea una cosa tutta... Appiccicosa, proprio una cosa. Esatto, dice, l'ho rovinata. Ah L'ho sì, ho distrutto il piatto. Invece poi con latte, Caldo. caldo, miracolosamente, ragazzi, shock, si crea la besciamella. Guarda cosa è diventato questo. Devo assaggiare, ragazzi. Guarda cosa. Assaggia. Ma se c'è l'assaggio finale, perché deve assaggiare prima? Però è troppo caldo, non mi conviene adesso. Ah, scusa. Oh mia bella Madonnina, che sei brilla da lontano. partito. Ma lo sai che ci siamo dimenticati di salutare? A chi? A lei che ci riprende in due, a lei che ci riprende ai nostri primi piani, alla nostra camera dell'artrosi cervicale. non E c'è chi ci bisogno. leva da tutti i danni? Lo zio Gianni. Che cosa da pazzo. bello. Bella, Allora, ecco, ci siamo quasi. allora, Ci siamo quasi alla preparazione. pronti ragazzi, prontissimi. Questo lo mettiamo giù e guarda che ti faccio ora. No, Prendiamo ragazzi. una terrina. Prendiamo una terrina. Il colpo di scena. Guarda. E mettiamo un po' d'olio, un po' d'olio, un po' d'olio. Un po' d'olio, vado? Sì, basta. Basta. Mettiamo questa così. Così. Guarda che ti faccio, guarda. Poi? Prendiamo la scamorza e fiumichetto. Mamma mia, ragazzi, 1, 2, che evento pazzesco. 3, 4 e 5. E mettiamo questa qui, guarda, don't touch please. Please, don't touch please. Dopo che abbiamo messo questo, guarda che facciamo. Bella tecnica, bravo. Guarda. Abbiamo coperto i due strati in questo modo. Così. E ti sei fatta, guarda, credimi, un piatto da buffet Vi rendete meraviglioso. conto? Un piatto da buffet meraviglioso. Guarda. Come ti è venuta questa idea? Ah, vero? Ma le idee L'ho vengono detta così. io l'altra volta. Sì, certo, questa. me l'hai detta tu. Perché non fai i cime di Napoli? Perché non fai la cime di Terrina, rapa? ti ricordi che Sì, come no. Eravamo di là, nel Di là, camerino. eravamo nel camerino. E voilà. Ci siamo? E lo andiamo a mettere in forno. 180 Ah, gradi, vedi? 20 minuti. Esatto. Ventilato, non ventilato? Che cambia? In base alle Che correnti. cambia in base alle correnti. Adesso riprendiamo il nostro cim de rapa del primo pelo Sì. e mettiamo qua. Mettiamo qua, Dai. mangia. Pronti, Assaggia un po' di ragazzi, siamo scamorza, pronti. vedi se è Tra poco buono. l'assaggio, ragazzi. Cioè, Allora,
Va bene, come non detto, non parlo. Dai. Qui stiamo andando nel bollimento, però è chiaro che noi i due piatti li facciamo uscire insieme. Certo. Questa è una cosa che si fa. Prendiamo questa bella battuta di mozzarella, Sì. mettiamo dell'olio. Dice a che ci servirà l'olio? L'olio ci servirà Non lo so. a rallentare il punto di fusione. Capito? L'olio rallenta il Il punto di fusione. Semplicissimo, Qui no? ci Daniela? siamo, guarda. L'olio rallenta il punto di fusione. Lo sapevi tu? Marciamo con la pasta, facciamo così, io e te. Guarda che ti faccio e voilà. E la pasta l'abbiamo messa. Stiamo attenti che non ci esce di fuori. Dai. Mentre lui sta scaldando ci occorre un altro pochino di olio. Così va. Questa qui la cottura non chiederà molto tempo, però guarda cosa ha fatto Tino. Prende questo mestolo, Sì. prende quest'acqua, così, e la va a mettere qui. Che a te sembra niente, ma questa sarà un'acquetta che ci farà una crema che tu neanche te la mangi. Pazzesca. Va bene? Allora, diciamo ripaticolando, potremmo anche mettere dell'acciuga, ci Perché sta. non l'hai messa? No, non l'ho messa perché sotto ho voluto fare un po' che si chic, sublimi più. Più raffinato? No, che si sublimi più il sapore della. Più sublimato? Così siamo più in cima di rapa. Più capito? sublimato. Più sublimato. Più... Mi dai la pinza, la pinza? Ecco. Abbassiamo. Hai visto che cosa ho fatto? No. Stavo uscendo fuori, appena metti un oggetto È esterno, pazzesco, ragazzi. scende giù. Io ci soffio, sai? Sì. Io mi immagino, scusate, lei, allora, io mi immagino lei che ci soffia e l'acqua che fa. No, tu ti immagini io che a un certo punto vedo l'acqua che sta uscendo, dove sono, corro e parto lì a fare... Però funziona Sì, anche sì. questa. Ci siamo. E allora, noi ora, qui sta cucinando, avremo una pasta bella, Buona. diciamo consistente al morso, Mamma si direbbe mia. così. E invece noi come la diciamo? Bella cardosa. Cardosa, sono Perché d'accordo. cos'è consistente al morso? Ti dà una cosa, invece No. bella cardosa ti esprime quella cosa monoforica di patà. Sai? Dai, assaggiamo la pasta. Ancora non è ora, ci siamo quasi. Prima la mettiamo così, con tutto, senza mai scolare. La mettiamo qui così, così, Bravo, fai completare qua. così. In questo frammentre andiamo qui, facciamo saltare e ci occorre che aumentiamo la fiamma Dai. perché dobbiamo rendere quella cremificità che ci occorre. La cremificità noi la otteniamo solo facendo stringere il suchet, capito? Vieni, dai, fallo tu, dai, fallo tu. Dai, fallo tu. Guarda che bravo. C'è, non si discute, c'è. Ecco qua, facciamo sempre bello forte. E ora E ora? puliamo un poco, torniamo e vi faccio vedere cosa serve a quella e cosa succede a questa pasta. Stiamo venendo. Allora, per prima cosa usciamo la Dai. nostra terrina di cime di rapa e salsiccia. Guarda che bella, Mamma mia, bellissima. guarda che bella, guarda. Bellissima. Ecco qua. E poi passiamo a impiattare Il nostro primo. il primo. Dai. Va bene? Però stavolta sto. ci presumiamo di un piatto, Che piatto a barchetta. prendi? Barchetta? A barchetta, perché ti faccio vedere, dobbiamo fare il finale, no? Sì. E allora prendiamo la pasta.
La adagiamo così. 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 Questa qui. Questa qui. Questa qui. E ora la magia. Aumentiamo la fiamma. Prendiamo la mozzarella. Mettiamo Dai, inside. la aggiungi lì? Sì. E quindi che fa? Guarda, Fonde ma non guarda. fila? No, fila, altro Fila? sì. Però abbiamo creato una crema. Mi dai il cucchiaio grande, il cucchiaio grande? Ma me lo dai? certo. Basta Eccolo. così. Credo mi occorra la collaborazione Che hai bisogno? della regina del pepe. Questo Vuoi lo un faccio po'? con la mano, così. E appunto, va bene. Ah, E voilà. E abbiamo fatto i nostri 2 piatti. siamo pronti ragazzi, Tutto assaggiamo. in cime ad una rapa. Cime ad una rapa. E In allora cima ad una partiamo rapa. con l'assaggio di questo Mi raccomando, prendi tutto il spaghetti alla computer. chitarra. Veramente mi pare al contrabbasso, però va bene lo stesso. Ci prego. Sembrava uno spaghetti al contrabbasso, però lo facciamo lo stesso. Che filatura? Posso? No, aspetta. Vabbè, io ora le levo il piatto, così lei la smette, perché non può essere sempre così. Buona, buona ragazzi, Finisci buona. se no Va, come cola. faccio questo? Aspetta, Così, guarda. così, non ti preoccupare. Faccio così? No, dai, Vabbè, che ci fa? niente, che ci fa? E lo metto qua, guarda. Poggialo lì, è quello perché non te lo sei mangiato. Buono. Poggialo lì. E adesso passiamo alla terrina. La terrina. La terrina, mi sa che la mettiamo È molto carina la terrina. nel piatto del cappello del prete. Dai, ci sto. Va Che bene? hai bisogno di 2 cucchiai? 2 cucchiai, sì. Ah! Vabbè, è fumante, eh? Buona. Doveva raffreddare un altro poco, però pazienza, dai. Buona, buona la terrina. Aspetta. Mi dai l'olio? L'olio me lo dai l'olio? E ci vuole. E voilà. Puoi? Ci siamo? Sì. Ti vedo un po' invadente No. nello sguardo. Cioè, Cioè, sono dovresti pure cercare invadente. di essere più misurato. Uno si mette lì così mentre uno mangia, ma l'hai visto mai uno così che guarda, fermo? Mi sembrava era pure, mi sembrava. Ma siamo arrivati. Aspetta, questo magari l'assaggio io. No, l'assaggio io col pensiero, fammi vedere. Fammi vedere, vediamo. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Che devo dire? Alla prossima. Sono piatti come? Espressi, veloci. Ah, così? Spaghetti alla chitarra cime di rapa e battuto di scamorza bianca. Per la pasta 200 g di farina di semola, 2 uova. Per il condimento 500 g di cime di rapa, 2 spicchi d'aglio, 150 g di scamorza bianca, olio evo, sale e pepe quanto basta, terrina di cime di rapa e salsiccia gratinata, 1 kg di cime di rapa, 2 salsicce, 200 g di scamorza affumicata, 100 ml di latte, 3 cucchiai di farina 00, olio evo, sale e pepe quanto basta.